Noi facciamo una politica energetica molto accelerata. Berlusconi si è impegnato perché l'Italia possa tornare competitiva. Per farla tornare competitiva c'è bisogno di energia a costo basso, con sicurezza di poter dare sempre alle nostre imprese e ai nostri cittadini l'energia di cui c'è bisogno. E quindi efficienza energetica, diversificazione del nostro mix energetico. Oggi dipendiamo per l'85% dal gas e questo gas ci arriva dalla Russia e dall'Algeria. Abbiamo bisogno di diminuire la percentuale di gas facendo più rinnovabile, rientrando nel nucleare, rendere quindi un mix equilibrato che possa far pagare l'energia di meno ai cittadini e alle imprese. E il gas dobbiamo prenderlo anche da quei paesi dove non l'abbiamo mai preso. Il rigassificatore di Rovigo, con questa nuova tecnologia, darà il 10% del fabbisogno di gas all'Italia. Un'impresa tecnologicamente avanzata, molto importante, che serve in maniera significativa a rendere l'Italia più indipendente dagli umori bizzarri nella politica energetica del mondo. Senta, quali sono gli elementi qualificanti di questo impianto? Altissima tecnologia, il primo al mondo offshore come dimensioni, una produzione enorme, compatibile con l'ambiente. La buona dialettica fra la Regione Veneto e il governo Berlusconi ha permesso che questo impianto fosse in mezzo al mare, non disturbi assolutamente l'impatto visivo in una regione molto importante turisticamente, ma dando garanzie con la sua tecnologia di grande sicurezza. Mi pare sia un esempio da additare a altre parti. Senta, dopo Rovigo, quali altri rigassificatori potrebbero vedere la luce? 2 rigassificatori hanno già finito il loro iter autorizzativo, uno in Sicilia, Priolo, e uno in Friuli, a Trieste. I 2 rigassificatori vedranno presto l'inizio della loro costruzione. Avremo finalmente un percorso che stiamo portando avanti che ci porterà ad essere un paese moderno.